buongiorno a tutti. Ringrazio e saluto tutti voi, l'associazione, il presidente Salvagno, il direttore Arosio. Ho fatto l'impossibile per essere qui oggi, ma devo dire che io rappresento solo una piccola parte della regione, sono tutti qua i consiglieri. Venite qui consiglieri, prego. Sono rappresentate tutte le forze politiche del Consiglio regionale, eccoli qua. Eccoli. Quindi grazie ai colleghi, ovviamente c'è l'assessore Corazzari a guidare questa delegazione. Bando e Ciaccole, andiamo subito al sodo. Stiamo parlando, lo dico prima ai cittadini, no? Saluto i sindaci, tutti i sindaci presenti, e lo dico ai cittadini che magari vedono un'assemblea, un flash mob come questo, si chiedono ma cosa sono queste, le novità dell'agricoltura? E l'agricoltura sta vivendo un momento di difficoltà. L'agricoltura veneta è un'agricoltura importante, la seconda agricoltura italiana, ricordiamolo, 160.000 aziende agricole, 6 miliardi di fatturato, voi siete gli artefici di questo fatturato, ma ricordiamolo anche 350 prodotti tipici. Questa è un'agricoltura dell'artigianalità, dell'azienda agricola media di poco più di 2 ettari di superficie, dove il primo consumatore è l'agricoltore. Facciamo qualità, facciamo identità e lasciatemelo dire, facciamo turismo e conservazione del territorio. Ecco, lo diciamo a chi magari distante dall'agricoltura pensa, beh, gli agricoltori se ne sono inventata un'altra, ammazzare tutti i cinghiali. Cerchiamo di non uscire, lo dico ai comunicatori che sono qui questa mattina, con questa volontà di ancora una volta attaccare l'agricoltura. L'agricoltore è il presidio sul territorio, la nostra sentinella. I cinghiali sono un problema. I cinghiali sono un problema e oggettivamente oggi l'ecosistema è saltato, lo vedete da queste foto, ma lo vediamo dai tanti video che quotidianamente ci vengono proposti sui social. Gli agricoltori ci rimettono nelle produzioni, gli agricoltori non riescono più a fare ovviamente programmazione agricola e abbiamo dei contesti nei quali i cinghiali, ovviamente parlo dal Pedemontana, del Parco dei Colli e di molte altre realtà dove i cinghiali sono assolutamente in super eccesso e quindi il tema non è più contenibile pensando a una civile convivenza. C'è da dire che la Regione, nel rispetto delle idee di tutti, ha sempre portato avanti l'idea di rendere il cinghiale specie cacciabile. Oggi si fa una caccia di selezione. Il fatto di rendere specie cacciabile ci aiuterebbe, in questo percorso. E io penso che la vera soluzione sia questa, al di là di tutti i bei discorsi che si possono fare, che a livello nazionale, so che Coldiretti oggi non fa solo questo flash mob, giustamente, ma lo fa in tutte le regioni italiane. Lo fa perché il problema è un problema evidente ed è un problema che pesa a livello nazionale. Io spero che il governo si decida una volta per tutte a riconoscere questa specie come cacciabile, cioè noi dobbiamo avviare un contenimento. Ve lo dice uno che non è cacciatore, guardate, evitiamo anche di pensare che siano, ecco, io lo posso fare questo discorso perché non sono un cacciatore. Penso che sia fondamentale fare in modo di riconoscere questo percorso, altri percorsi non ce ne sono, inutile che pensiamo di contenere in altre modalità. Purtroppo brutto a dirsi, ma è così. Vorrei ricordare anche che l'ecosistema salta per un altro motivo, perché comunque è un confronto tra animali, l'essere umano è un animale e si rischia l'estinzione grazie a questo. Vorrei ricordare che l'abbandono delle nostre aziende agricole, dell'agricoltura, di questi territori dove comunque il cinghiale ne fa la parte del leone, significa per noi poi tutta una serie di problemi che abbiamo. Ve ne cito uno per tutti. Il dissesto idrogeologico oggi in Veneto vale circa 11.000 smottamenti. Bene, questi smottamenti ce li abbiamo solo nelle aree abbandonate, dove c'è un agricoltore non c'è, e dove c'è una coltivazione c'è comunque conservazione del territorio. Noi siamo a disposizione, Presidente Salvagno e Direttore Arosio. Ovviamente il fatto che sia qui rappresentato a 360 gradi il Consiglio regionale è la dimostrazione che questo è uno dei temi che va riconosciuto come tema preeminente e urgente. Ovviamente guardate che se non si risolve la norma a livello nazionale noi non riusciamo, pur avendo un Consiglio regionale che lavora, che produce, non riusciamo a venirne fuori. Quindi la battaglia la facciamo assieme, una battaglia che stiamo portando avanti da anni, ma fino ad oggi non abbiamo portato a casa grandi risultati. Con la caccia di selezione, con i cacciaselettori si fa qualcosa, ma non è quello che comunque l'agricoltura si aspetta. Grazie.